Sì, sì. C'è questo. Buongiorno a questo Questo è Alirchio, c'è. Buongiorno questo giorno che si sveglia così per me. Buongiorno Are. Buongiorno latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è. Sì. Prima avanti a queste cose. Ah, siamo in diretta. Buongiorno. Good morning my guys, good morning. Ale, oggi quant'è? Oggi ne abbiamo 12 giugno 1968. No, 2000, Ah, sì. 2017. Certo che abbiamo i numeri, no, yeah. 2017. Certo, 12 giugno 2017. Certo che non abbiamo i numeri. È ufficiale. Ah, è 2017. bravo, da me è Oh, saltato. e c'ha fatto i columbi. Ma tu, i columbi. I columbi, bravo. Stanno a muscegge. C'è bello. Che c'hai? Sì, lasciamo. Ma ci vuoi fare i columbi? Ma ci riesci a fare che? Ma che I columbi in Cile e all'Albuquerque stanno. wow Maria, buongiorno Maria. Buongiorno Carmela, buongiorno Giuseppe. 11, va bene. La massima del giorno di zio Franco è l'acqua è poca, a Pavor lunga legge. L'ecco picca, Papa non galleggia, ragazzi, l'acqua sta finendo. Papa non galleggia, stamattina abbiamo fatto una considerazione, diciamo, sociale con l'amico Lello. È rosso, che cosa mi suona? Ah, Usa pai, usa papo maestro. dice, vabbè, ecco. E quindi l'acqua è poca, la Papa non galleggia, è state parlettate, ragazzi, mangia ma ne va centrale. Mo basta, Ci hanno parlete. chiamato dal comune e hanno fatto bene i conti, a sapete? Sì. Non sono 5.000 euro che hanno a disposizione, ma vogliono 5.000 euro. Ah. Bella che è. Quindi ragazzi, vogliono 5.000 euro, loro vogliono. Facciamo da soli, facciamo so. Non vi preoccupate, Barletta Veste non vi dà, anzi vedremo di dare già l'appuntamento fra 19 giorni, perché il 30 giugno È fissato. noi l'abbiamo già fissato. Speriamo che ce la facciamo con degli amici sponsor che ci potrebbero aiutare. Organizzazione, gli amici Di qua o di qua, signore? Andiamo Andiamo a destra. vedi cos'è che bello oggi. Oggi è veramente una bellissima giornata, cari amici. Ma sai perché? Perché non è a fossa, capito? Non sta un bel venticello, vi racconto come motoscafo pensavo. Buongiorno signor Michele Di Pietro, buongiorno, Ciao, buon inizio di settimana anche a lei, a te e a me. Buongiorno. A posto. Ma ancora fate Ragazzi, il lunedì. Oh, ciao, buongiorno Francesco. Ragazzi, il lunedì a Vita Rate è importante ridere, anche a ridere buona redate, perché buona no? no, perché è importante il lunedì è a come ti alzi che si vede tutta la settimana. Allora redate un che ti dici. Vedete mo buona, io non più buona, Quando stanno la buona in questione, Sì, vedi qua, hai transitagli, ancora non lo vedo. vedi, come Ma mi dici stai per stamattina, questa è un'altra bella chiesa. Sì, la chiesa di Martello. Ecco il nostro arco di trionfo di Barletta. L'altro giorno ho fatto il ragazzo con l'alternanza, a proposito alternanza terza N liceo linguistico, alternanza The Gate e terza N. Abbiamo fatto un bel logo che poi ti faccio vedere, che è Eraclio. Ecco Maria, buongiorno Maria. È vicino al compleanno del figlio di 18 anni, Sì. Michele, Menvatet, speriamo. Sì, una grande Quella che non venne a Roma. Quella è. La signora Maria. Oh Maria, pure Franco si racconta che l'aveva avuta a Roma. È un casino. Ah, bidonista, dicevo. Non è bidonista, è perché non poteva venire, doveva accompagnare a un autistico, perché lei voleva venire. Buongiorno signora Rosa Caputelli, buona giornata a tutti quanti voi. Buongiorno Annette. Annette Bracco, oggi è verde, vedi? Oggi è verde, vai. Oggi c'è bella giornata. Credo Sant'Antonio, ragazzi. Domani è Sant'Antonio. Oggi faccio gli auguri a Sant'Antonio domani perché domani il nostro amico non ci sta, domani va a Cardiff a portare i fiori. Stasera parto perché ormai ci ha fatiche, quindi sto 4 giorni in Inghilterra
Cioè, è stato abbandonato per 4 giorni, è normale sto fatto. Nella mia nuova patria. Vabbè, domani vado a Cardiff perché c'è sta la finale, credo. Ah, è vero, ma dici spettacolazione, Domani mattina vado Che a Cardiff. spettacolo, amici, che spettacolo. Sì, che salva la finale. C'è finale? Domani sì, sta la A finale della proposito, Champions. voglio farti gli auguri, i complimenti per quanto riguarda voi siete campioni d'Italia dei ragazzi. La primavera dell'Inter che darà tu scudetto. Complimenti, Noi siamo bravi, noi siamo Ma vedi, crescere. a parte tutto che i giovani secondo me sono i più bei campionati quelli, perché sono i campionati veri. Come c'è? No, sono campionati veri secondo me, mo al di là delle fazioni Juventus, io vedi, quando vado a vedere i ragazzi vedo che mettono anima e cuore, quello che non mettono. Vabbè, non è quello proprio, bisogna parlare di queste cose. Oggi c'è il funerale del ragazzo alle ore 16 Sì. in via Barberini, io non ci vado perché è straziante, queste cose sono strazianti. Da venerdì, cioè non mi dà cosa, è bruttissimo, Vedi, già scenato tu, hai fatto scendere il morale, però dai, oggi starai sopra con tutti gli angeli che ti aspettano. Buongiorno. Ah, mi è bello, comunque veramente freddo. Questo è micidiale. Sì, questi posti sono veramente micidiali, veramente bellissimi. Qua dobbiamo. Buongiorno Gigi, buongiorno! Anche stamattina mi siete alzati. E come? Ringraziamo sempre il Signore, Tutti i mattini si alza, sì. ringraziamo. Ma poi c'è una fame sta alzata, Sono stati già presi, non ti preoccupare Gigi. addirittura sono stati già presi. Quale frutta hanno fatto? Ma hanno rubato la bicicletta, un computer, una 50 magliette, ma hanno fatto un casei come al solito, vabbè non c'è problema. Questa qua lo stavo dicendo in diretta, è tutto in diretta. Ah, in diretta? Siamo in diretta con Gino Seccia di Radio Gamma, ex Radio Gamma, perché Radio Gamma non lo vuole sentire mai che io Gino Seccia. No, io non l'ascolto proprio. Buona giornata Gigi, Intanto, buon weekend. grazie, ancora come zio weekend. Ah, che spettacolo, la mia barca BL 995. C'è ci significa BL 995? Barletta, la targa di Barletta navale. BL Belluno. Buongiorno. Ciao. Ah, che bello, veramente. Non si Bellissimo, può il posto bellissimo. Che dice Anna? Dov'è? Il mio posto. Il mio posto di paradiso. Capisci? Annette ormai è una barlettana doc. Vedi qua, abbiamo fatto un bidone, dobbiamo farci fare dei bidoni Barletta questi, secondo me. E perché cos'è? Il bidone, dove hai? E ce lo va a scaricare. No, ragazzi, tu la fai cosa provochi? Ah, Tu fai un bidone rosso, scritto Barletta a vest, e diciamo mattino già. Anche se qui da Barça dici, non mi lascia pigliare. Ragazzi, ormai è una cosa a provocare, come l'estate barlettana. Loro non la fanno e non la facciamo. faccio. Chi se ne fa con le multe tutta la notte. E questi sono quei sommozzatori. Vanno sempre. Oh, io ho un telefono, ma state nessuno proprio. Pure lui il telefono del lunedì è così. Bravo telefono. Questa è Barletta, Barletta Michele Di Pietro dice questa è Barletta, e come ne vai a sbarlì? Quindi il 30, quindi è fissato? Il 30 giugno, anfiteatro. Sì, che ieri ci andavano a fare quel giro all'altro anfiteatro. Ragazzi, qualcuno di voi sa che cos'è il parco che sta a via Leonardo da Vinci? Quel parco vicino a quelle case popolari rosse. Mamma mia. Come l'hanno combinato? Via Leonardo da Vinci. Faremo lì un bel buongiorno quando tornerai. Un pesce si vede pure che sole. Ok, anche domani, dopodomani ci facciamo un messaggio. Perché se domani sera sta veramente Cardiff apartheid.
Domani, ma è il ritorno domani. Sì, domani ritorno. Ancora sul succhetto il pallone. A vest! Ma avete visto che Lello si è tagliato i vest? Lello si è tagliato i baffi. Buongiorno a questo mondo. Buongiorno. Ah, Salento. Mica stiamo facendo la bicicletta, a scendere stava. E due La salita della bicicletta. Buongiorno signor Francesco, sei in diretta. Buongiorno, Francesco buongiorno. è uno che Buongiorno ha a tutti tutti. i prodotti della Puglia. È un grande. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buona giornata a tutti. È un grande Francesco. Dove stai? A Peschici. Vendi i prodotti Vendiamo i prodotti organici in tutta la Puglia. Adesso sto andando a Lecce. e vieni in Inghilterra a venderli. Io in Inghilterra. Ciao Ciccio. Ciao. A te, a scena puttana, aspetta. Ciao a te. Ciao migratorio. Prima, Ciao, è meglio così. Questa è Barletta. e che ci fa Barletta questo? È Barletta. E va a Peschici. Sì, lui prende tutti i prodotti della Puglia e li vende parla tutta Italia. e vende, fa cifre, cioè arrangia a fare un sì che è un a Cambere. Ma che speravo batti, non mi piace come la chiede, batti. La cagnac del buco. Farano, questa è la signora di Vetralla, si Vetralla. Allora, ripeto, Vetralla, c'era quel collega, Farano, Cecchini, ingegnere Cecchini di Vetralla, lui parlava così, di Vetralla, c'ha diviso di Vetralla. Che è di Roma. E di Roma. Eccola mia. Vedeva la televisione stava lontano, io la mia strada ci preferita. alla lavatrice. Stai in indio, c'è a est, Abbiamo scritto uno spray. Eh, Buongiorno! Buongiorno! Bellissimo, buongiorno a chi lavora, buongiorno. Penso la penso. Che dice signore? Buongiorno. Bonjour madame. Ah sì, beh signori, Gli amici, Ah, un mezzo saluto vero, agli c'è amici di Canosa perché sappiamo che da Canosa ci stanno seguendo. Ciao Peta, buongiorno. Peta napoletana, va a secca. Peta ci sta abbandonando, Peta ci stai abbandonando. No, va a sé, era una delle prime Peta. Gli amici di Canosa. Andò come zet, due Ecco qua il nostro amico. Sempre te. Ecco qua il nostro grande fratello, il grande papà Eraclio. E con questo vi salutiamo. Forza Canosa, Michele Di Pietro. Forza Canosa, Canosa sta per la E noi gente. abbiamo Canosa, abbiamo San Ferdinando, abbiamo Tigre di Tapoli. Arrangiamo tutto bene, arrangiamo. Ma Ragazzi, trasina tutto bene. Un saluto a tutti, ci vediamo, io torno venerdì mattina, quindi mi raccomando, controllate a Lello, ancora fece casa 6, vi faccio una diretta da Edimburgo, vediamo arrangiare. E con questo vi salutiamo, Barlì. E a vest. Ciao a tutti ragazzi. Vivere a colori, vivete a colori.